d'essere vecchio di già, che la vita mi voltasse le spalle, mi rompessi le palle d'essere triste o chissà, un cotito dopo cena, spense forza tipo baldo tra gli sguardi spiegotiti dei miei, oggi c'è una novità, ta-da, io domani me ne andrò, hey! Mia madre pian si disse, vai figlio mio, l'importante è che tu ci vada con Dio, mamma dissi forse è meglio da solo, non in viaggio di gruppo, non voglio compagnie, e mio padre con nascosto adesso è stato sbaudizzato che mi chiese dove cazzo te ne vai, questo babbo non lo so però, io domani me ne andrò, senza meta nel progetto ho ragione, per rimane presi la direzione, prenderò la prima nave che parte dal porto, non mi importa dove mi porterà, ma guardando il lungomare del golfo tra gli affratti e i gabbiani un pensiero non compreso mi sfidò, io stasera resto qua, domani forse me ne andrò. Il gestore di un noto locale cagliaritano, quando siamo andati a chiedergli di farci suonare, no, già li conosco io, già sono bravini. Grazie. Un musicista cagliaritano, secondo me voi suonate roba troppo difficile. Ma intendi dire troppo difficile per il pubblico? Ah no, intendo dire troppo difficile per voi. Il gestore di un chiosco sul lungomare cagliaritano, ma vorreste suonare qui? Ma voi? Scusa, Santinautenò anche alla Scala, dai pazienza. Uno spettatore è rivolto a Renzo, che sono io, dopo un concerto. Shh, io sto male. E sto male per colpa tua. Perché io dentro ho un grande silenzio e tu stasera me l'hai accarezzato. Il silenzio, il silenzio. Spettatore dopo un concerto a Sassari. Siete di Cagliari? Oh, io conosco delle persone di Portoscuso. L'ho dimenticato a casa. Uno striscione esibito in un concerto qui a Capoterra, grande così, con scritto Renzo, intingiti i capelli. Erano due i deficienti che hanno preparato lo striscione, due deficienti, e uno ce l'abbiamo qua, grazie. Grazie. Il presentatore di un concerto, l'Armeria dei Briganti, una band che ha suonato anche a Parigi, in vacanza se sono andato a Parigi, in vacanza adesso. Questa è l'anno scorso a Natale a Cagliari, abbiamo finito di suonare due spettatrici. Oh, però sono molto bravi. Lo sai che sono di Capoterra? Davvero? Sì, però escono soprattutto a Cagliari, Questa l'anno scorso a Pula. Finiamo di suonare e un tizio gentilissimo si avvicina ad Andrea. Ma come te cazzo varisa se media aici? Tenesi un sacco di strumentazioni. Non si comprende nulla, Non si rivesa nulla. Ma che cazzo sei in seria? Ma che cazzo sei in seria?
chiediamo scusa per il linguaggio, però se a Capoterra i gruppi sono così non si può fare niente. Vorremmo fare un saluto, adesso questa me la sono inventata adesso, spero di non fare una gaffa. C'è stato un articolo su un giornale noto, l'Unione Sarda, dove si è accesa una piccola polemica, dove insomma adesso mi sto incartando, però ci terrei a ribadire che ho avuto il piacere di incontrare l'assessore Stefania De Sì, e siccome gli era stata attribuita una frase dove a Capoterra ci sarebbe troppa sai anche parlare, siamo convinti che avessi handicappato. Stefano Piras ve l'ho già presentato, comunque dicevamo, e invece ho avuto il piacere di chiarire che questo non è stato detto dall'assessore, perché soprattutto non è così. Vorremmo salutare e ringraziare tutti i gruppi, perché è vero che siamo orgogliosi di questa festa, ma anche la musica a Capoterra è veloce autobus, ce ne sono davvero tanti, vorrei salutarli tutti quanti, molti saranno qui, se non siete venuti vuol dire che hanno ragione, c'è rivalità. Sia facile decidere, anche per te rispondo sì, rispondo no, senza alcun dubbio atletico, rispondo so oppure ni, purché rimanga sempre te. Non credere sia semplice, far credere sia lecito, l'esplicito, l'illogico, l'illecito, implicito, non solo me, con chi perché, per conto un scelto me. Ma poi si grida, che un po' mi prende, un po' mi dà. Penicillina del dolore, che non mi chiede mai di più, vuole qualcosa in più giù. La 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 la. E tutti qui a chiedere, chiedere, chi le vede, non è che c'è, come per me, non è che c'è, devi farmi. Ma oui, ce n'è per me, per te non è senza me. Padre padrino non sarò, dico titino, tillanto tanto ma non do, a ciò mi attengo e mi atterrò. Da terribile se mai farò qualcosa se non ne godrò. Ma poi si brilla, che un po' mi prende, un po' mi dà. Medaglia d'oro nell'amor, penicillina del dolore, che non mi chiede mai di più, vuole qualcosa in più giù. La 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 la. Una spinta là, a me una spinta tirala, per le ghiande ti oppido, coca, carota e carità, ma l'esinaria a bel bastone proprio non si fa. Ma in fondo sei un debole, con sentimenti demode, casina chiesa e quel cliché che son per me da Superman, non perdo mai quello per là, neppure se mi muor man man. Ma poi si frida, che un po' mi prende, un po' mi dà. Medaglia d'oro nell'amor, penicillina del dolore, che non mi chiede mai di più, vuole qualcosa in più giù. La 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 la, che non mi chiede mai di più, vuole qualcosa in più giù. La 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 la. Allora, ve li ho presentati forse quasi tutti, ma riniziamo con la barba più brutta del mondo, che da stasera non avrà più, al mandolino e la chitarra, Andrea Murru, con una barba che è meglio non averla per avere una roba del genere, tutto sprata, sembra una vigna abbandonata. Alla chitarra e alla voce, e che voce? Stefano Piras! Il numero uno della band, figlio mio del sicuro. Non l'ho presentato ieri, ma al contrabbasso mio fratellino Andrea Lai. E di Poggio
dei Pini però è una brava persona, davvero. Non è come quelli di Poggio dei Pini che sono tutti toghi, fighetti. Lui è uno grezzo come noi, però è di Poggio dei Pini, È di Poggio, la Beverly Hills di Capoterra. Signore e signori, dottor Mario Marino. Oh, è un caso, l'unico laureato della band. Scalzo, si è girato una sigaretta mentre suona. Ha scroccato birre a destra e a manca. Direttamente da Quartu, il maestro. Ce lo vogliono scroccare tutti, ma non lo diamo facilmente. Il maestro Diego Deiana. E chi non lo conosce a questo? E chi no? Oh, perché Samuele che anda solo con Celenta, una cosa troppo toga era quando Samuele... Dai, tanto qua siamo in casa, qua si può dire, dai! Si può dire, no? Che Samuele quando ha suonato con Celentano, a parte con tutta la gente che sta suonando adesso, la gente lo incontrava e gli spiegava com'era Celentano a Samuele. Una volta che Celentano hai fatto 10, scusa, era sì disso che ci sta suonando. E subisce il piccolo torto che tutte le volte che scrivono qualcosa Samuele che ha suonato con Celentano, basta, ha suonato anche con un altro sacco di altra gente, tra i quali l'Armedia dei Briganti, tasio caccano. Alla chitarra Samuele De Sì. Vuole fare il cantante, ma è geometra, la voce Renzo Cugis. Adesso vorremmo fare i ringraziamenti un'altra volta. Vorremmo ringraziare, ma non solo come gruppo, come capoterresi, come cittadini in generale, questa bellissima associazione che ha organizzato, perché questa è solo una parte di quello che si vede, di cosa fanno, del punto di aggregazione che hanno creato, dei quali siamo veramente fieri. L'associazione, spero di non star sbagliando, sconfinando, non voglio fare nomi, vorrei salutare senza fare nomi di Acquis e tutti gli altri, perché gli altri non li do. E vorremmo ringraziare, no, gli fate l'applauso, cosa stai facendo? Un applauso, Vorremmo ringraziare gli sponsor, però questi non mi ricordo i nomi, ma gli sponsor li avete trovati sul manifesto. Mariano Marras e la Capoterra 2000 per averci regalato, non regalato che poi ce lo portiamo a casa, il palco. Vorremmo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Francesco De Sì, Francesco scusa per l'imitazione prima era una cosa. Francesco De Sì, Stefania De Sì, Samuele De Sì, tutti i De Sì del mondo, che ce ne sono tanti. Quindi l'amministrazione, tutta Capoterra, tutti i musicisti, e Sulupu, un applauso a Sulupu che non gli abbiamo... Quando si parla di musica a Capoterra, se siamo su questo palco è anche grazie a gente come Luca, soprattutto grazie a persone come Luca. Grazie Luca. Grazie Luca. A proposito di aggregazioni, altro che... E ringraziamo voi che siete stati fino a quest'ora ma non ve ne andate senza pagare il gettone, a parte aver comprato un casino di CD. Non gliele devi neanche spiegare. Senti, ci stupano di due. Senti, potete fare di meglio. Siete un paese di musicisti, tirate fuori l'artista che è in voi, che io ci sto tentando da 20 anni e non ce l'ho ancora fatta. Dai! Dai, un applauso!
Se adesso te ne vai, mi riempi di tristezza, non trovo le parole, è troppa l'amarezza. Ok, se te ne vai, a me sembra un'ingiustizia, ma visto che vai giù mi scendi l'immondizia. Io sono un certo uomo che ha fatto molti sbagli, ma lascia che ti aiuti, ti porto io i bagagli. Non posso sopportare quando è triste il tuo bacino, se pensi di tornare basta prima il tabacchino. Non posso immaginare la casa senza te, il vuoto lì in cucina sarà incolmabile. Oh, che se te ne vai mi sembra un'ingiustizia, ma visto che vai giù mi scendi l'immondizia. Se proprio te ne vai mi rendi triste e mogio, ma prima di lasciarmi mi rendi l'orologio. Tu dici che è impossibile convivere con me, un tipo che scongela il pollo a mollo nel bidet, che usa carta igienica per assorbire il freddo, accendo le tue critiche ma pagami l'affitto. Che se te ne vai mi sembra un'ingiustizia, ma visto che vai giù mi scendi l'immondizia. Se proprio te ne vai mi rendi triste e mogio, ma prima di lasciarmi mi rendi l'orologio. Tesoro, tesoro, ti prego, non siamo precipitosi, tesoro, cerchiamo di trovare un po' di calma, perché l'amore è fatto anche di alti e bassi, alti e bassi. E beh, cerchiamo di tenere un po' di calma, perché se ferma, non roviniamo tutto quanto. L'amore merita un bel pianto. Oh, oh, oh. Appena fischia il primo tempo, però è la finale di Coppa Campioni oggi, cazzo. Oh, che se te ne vai mi sembra un'ingiustizia, ma visto che vai giù mi scendi l'immondizia. Se proprio te ne vai mi rendi triste e mogio, ma prima di lasciarmi mi rendi l'orologio. Tu dici che è impossibile convivere con me, un tipo che scongela il pollo a mollo nel bidet, che usa carta igienica per assorbire il freddo, accendo le tue critiche ma pagami l'affitto. Che se te ne vai mi sembra un'ingiustizia, ma visto che vai giù mi scendi l'immondizia. Se proprio te ne vai mi rendi triste e mogio, ma prima di lasciarmi rendimi, ritornami lo swatch. Ciao, buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Music Art Service, il nostro impianto Paolo Gabriolu, Filippo Alessandro, grazie, buonanotte, grazie a voi.